Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Nuova tragedia nel Mediterraneo, un'imbarcazione si ribalta in acque maltesi, 48 migranti salvati e 10 morti, operazioni in corso alla ricerca dei dispersi. A Marsala è emergenza idrica, da una settimana rubinetti a secco e i cittadini sono costretti a ricorrere a risorse private e autobotti. A soffrire soprattutto il centro storico della città e le tantissime strutture ricettive. Rubinetti a secco questa mattina anche in alcune zone di Lipari, nelle Olie. Inchiesta Cefpas, spuntano nuovi dettagli su Gallo afflitto. Il deputato indagato avrebbe fatto reclutare da un fedele collaboratore alcune giovani donne per diventare le sue accompagnatrici. Queste ultime venivano pagate con i soldi dell'ente di formazione sanitaria. Corse clandestine di cavalli a Catania, la polizia salva e dà un futuro diverso al puro sangue valentino. Tornano in libertà anche 2 Rottweiler tenuti al buio e incatenati. Con le nostre telecamere siamo andati a documentare il lavoro degli agenti nel quartiere di San Cristoforo. Fuochi d'artificio, balli, super ospiti, ma anche polemiche. Il party a Villa Valguarnera ha chiuso la 3 giorni della festa di nozze della pop star Dua Lipa con l'attore Callum Turner. Per Palermo e Bagheria una grande vetrina internazionale con ricadute economiche da 268 milioni. Domenica al mare per siciliani e turisti, da Ortigia, Marina di Ragusa, spiagge prese d'assalto dai bagnanti. Prezzi in aumento negli stabilimenti balneari, per un ombrellone e 2 lettini la media è di 35-40 euro al giorno. Topo Gigio festeggia i 100 anni a Messina, compleanno centenario per Peppino Mazzullo, la voce del pupazzo televisivo più amato dai bambini. Calcio atteso, nella giornata di domani l'annuncio ufficiale di Fabio Caserta come nuovo allenatore del Catania. Il tecnico calabrese firmerà un contratto biennale. Domani riunione del Consiglio di amministrazione. Ancora ben trovati, buona domenica, lo avete sentito, apriamo questa edizione del nostro telegiornale parlando di un'altra tragedia nel Mediterraneo. Si è ribaltato un barcone, ci sono 10 persone morte recuperate dalla Guardia Costiera, 48 persone invece sono state tratte in salvo, si cercano almeno 2 dispersi. Ma sentiamo il servizio di Orazio Longo. Non si sa di preciso quanti fossero i migranti a bordo, si parla di una 60, 10 al momento i cadaveri recuperati da una motovedetta della Guardia Costiera, mentre un peschereccio presente in zona avrebbe tratto in salvo 48 persone, dovrebbero essere 2 i dispersi. L'imbarcazione, salpata dalle coste libiche, si è ribaltata in mare a circa 45 miglia a sud-est dall'isola di Malta. In una prima fase era stata seguita dall'autorità SAR competente, poi da quella maltese. Diverse persone sono finite in acqua, altre sarebbero rimaste aggrappate al natante. Ad intervenire nelle operazioni di soccorso e ricerca anche una unità della Guardia Costiera italiana già in mare per attività di istituto intervenuta su richiesta dell'autorità della Valletta. Le operazioni sono ancora in corso, coordinate dall'autorità maltese, ma già il bilancio è pesantissimo per una nuova tragedia del mare che ancora una volta conta morti in cerca di speranza per un Mediterraneo sempre più nero. E c'è una notizia che arriva da Siracusa, il cadavere di un 70enne siracusano appunto è stato ritrovato nelle acque di Santa Panagia. La vittima sembra che stesse facendo immersioni in apnea. La Guardia Costiera sta cercando di ricostruire quanto accaduto. Cambiamo argomento. A Marsala è emergenza idrica. I residenti sono costretti a ricorrere alle autobotti, a soffrire soprattutto il centro storico e le strutture ricettive. I disagi per la rottura di una delle condotte principali che portano l'acqua dei pozzi comunali. Laura Spanò. A Marsala è emergenza idrica, una situazione definita da tutti insostenibile. Mai così a lungo Marsala ha vissuto un disagio idrico di questa portata. Tutto questo mentre era stato assicurato che l'acqua sarebbe arrivata nelle abitazioni già da giovedì, ma ancora i rubinetti restano a secco. Le spiegazioni che vengono fornite parlano di bolle d'aria, problemi di pressione o zone servite per ultime. La situazione è definita drammatica dal punto di vista igienico-sanitario, ad essere penalizzato il centro storico della città, dove numerose abitazioni e strutture ricettive
elettive continuano a fare affidamento su riserve private e autobotti, una situazione che rischia di avere ripercussioni anche sull'immagine turistica della città nel periodo di maggiore afflusso di visitatori. Tra le testimonianze più significative è quella del titolare di uno dei ristoranti più conosciuti del centro storico, che attraverso un messaggio pubblicato sui social ha annunciato la chiusura del locale per il servizio di pranzo a causa dell'assenza di acqua. La situazione fotografa con chiarezza le difficoltà che stanno vivendo molte attività del territorio, costrette a fare i conti con un servizio essenziale che continua a mancare. E non va bene neanche a Lipari, nelle Eolie, dove i rubinetti sono a secco da oggi in alcune zone della principale appunto delle isole dell'arcipelago, mentre monta la preoccupazione di albergatori e ristoratori per la stagione estiva. Alcuni residenti hanno fatto ricorso alle autobotti per poter avere l'acqua. Ieri sera diversi ristoranti del centro sono rimasti a secco. Imprenditori e cittadini fanno appello al sindaco per trovare delle soluzioni immediate. E adesso torniamo a parlare di questa inchiesta del CEFPAS. Il deputato regionale indagato, Gallo Afflitto, avrebbe avvicinato delle ragazze che venivano reclutate da un suo fido collaboratore e che poi sarebbero diventate le sue accompagnatrici. Il punto è che poi venivano pagate con contratti di consulenza attraverso sempre il centro di Caltanissetta. Sentiamo Luca Ciliberti. E adesso spuntano pure i casting per assumere collaboratrici e accompagnatrici del deputato regionale Gallo Afflitto, ovviamente pagate con i soldi del CEFPAS. La mangiughia senza fine del centro di Caltanissetta, finito nell'inchiesta della Procura, nelle carte pubblicate dal quotidiano La Repubblica, svela nuovi raccapriccianti retroscena sull'utilizzo disinvolto di consulenze e incariche gestite dalla cricca. Sembra che il deputato regionale di Forza Italia, attraverso un suo fidato collaboratore fotografo, avvicinasse giovani con la scusa di allargare la squadra politica, ma in realtà l'intento era molto diverso e le intercettazioni tra i due, con toni anche abbastanza espliciti, confermerebbero altri intenti. Un'altra inchiesta scuote i palazzi della pubblica amministrazione a Palermo, quella che riguarda l'istituto zooprofilattico. Secondo le indagini, un comitato di natura privatistica avrebbe intercettato fondi europei e regionali per utilizzarli indebitamente per retribuire consulenti vicini ad ambienti politici. Dello stesso giorno del caso del CEFPAS c'è anche la situazione dell'istituto zooprofilattico di Remasa, e nell'ultima finanziaria si è cercato di mettere ancora 250.000 euro sempre per le assunzioni clientelari, quando sappiamo che là dentro è stata assunta anche la cognata di Caruso, ex coordinatore di Forza Italia, ora assessore alla sanità. Un quadro sconfortante, una corruzione sempre più dilagante. La conferma arriva anche dall'ultima fotografia scattata da Libera, che ha tracciato lo stato delle inchieste in Italia nei primi 6 mesi del 2026. In questo quadro allarmante, la Sicilia conquista il triste primato nazionale del malaffare. E parliamo di politica, sono 3 i comuni che tornano al voto oggi e domani per eleggere i sindaci in Sicilia. Il più importante e anche l'unico capoluogo di provincia chiamato alle urne è Agrigento, il cui risultato sarà rilevante anche a livello regionale. Sentiamo Manlio Viola. Urne aperte anche in Sicilia per scegliere i sindaci nei comuni che non li hanno eletti al primo turno. Nell'isola sono 3 i ballottaggi in corso, occhi puntati soprattutto sull'unico capoluogo di provincia, Agrigento, dove la sfida è fra il candidato del campo largo proposto da controcorrente, Michele Sodano, che ha sfiorato l'elezione al primo turno ma non è riuscito a raggiungere il 40% dei consensi necessari, e il candidato di centrodestra, Dino Alonge. Proprio il centrodestra però si presenta spaccato. La divisione nata al primo turno, quando Lega e DC avevano presentato Luigi Gentile insieme con Sud Chiama Nord di Cateno De Luca, non è rientrata nei fatti e si porta dietro uno strascico politico che dovrà essere affrontato a livello regionale la prossima settimana, anche alla luce del risultato che maturerà. Si vota anche a Bronte, nel catanese, dove se la vedono Giuseppe Castiglione, candidato di Forza Italia appoggiato anche da liste civiche, e Giuseppe Gullotta, candidato civico di centrosinistra, portato da controcorrente anche in questo caso. Al ballottaggio anche Ispica, nel Ragusano, dove il confronto sarà fra un candidato civico e ancora un candidato sostenuto da controcorrente. Si tratta di Lucio Muraglie contro Serafino Arena. I seggi per il voto sono aperti domenica 7 giugno fino alle 23, lunedì 8 giugno dalle 7 alle 15. Lo scrutinio si svolgerà subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e nel tardo pomeriggio di lunedì o massimo di sera si dovrebbero conoscere i nomi dei 3 nuovi sindaci e si potranno conteggiare anche i premi di maggioranza eventuali e dunque comporre i consigli comunali.
Dietro le corse clandestine di cavalli ci sono decine e decine di stalle abusive disseminate nei quartieri popolari di Catania. La polizia ha salvato e ha dato un futuro diverso al cavallo Valentino e anche a 2 Rottweiler che erano tenuti al buio e alla catena. Noi abbiamo documentato tutto questo con la collega Lorena Dolci. Con l'inserimento del microchip da oggi lui è ufficialmente Valentino, un mezzo cavallo, figlio di un puro sangue e di un pony, età stimata 2 anni, passati in gran parte in questa stalla abusiva nel cuore di San Cristoforo, alle spalle di Via della Concordia. Dopo il sequestro da parte della polizia e i controlli dei veterinari dell'ASP avrà una vera e propria carta d'identità. Sta bene questo cavallo? Sì. A dispetto delle condizioni generali di detenzione, perché non può stare così, dovrebbe stare con altri cavalli come lui? Anche con la capretta. Oggi procederemo al sequestro e lo affideremo a un'azienda specializzata che comunque se ne potrà prendere cura in modo adeguato e in spazi e luoghi adeguati. E questa è stata la stalla di Valentino, questo è il nome del cavallo, vedete 4 metri quadri, c'è solo quella finestrella, poca luce, soprattutto poco ricambio d'aria e muri con questa superficie molto ruvida in cui il cavallo rischia anche di farsi male. L'obiettivo della Polizia di Stato è quello di evitare che possano essere impiegati in corse clandestine e poi ovviamente che possano somministrare dei farmaci dopanti e quindi un comportamento maltrattante nei confronti dell'animale e di conseguenza che può portare anche alla morte. Cavalli frustati a sangue, dopati, costretti a correre sull'asfalto in condizioni di estremo stress, tra scooter strombazzanti, decine e decine le stalle abusive tra queste stradine strette. Ogni cosca ha una sua scuderia, un giro di scommesse. Le gare all'alba nei rettilini isolati sono soldi ma anche esibizione di potere. Questo è un calesse da corsa clandestina? No, questo è da allenamento. I proprietari, 2 ragazzi molto giovani, rischiano sanzioni fino a 5.000 euro per varie violazioni, come rischiano anche i proprietari dei 2 cani, 2 Rottweiler che spuntano da un locale vicino, un maschio e una femmina ancora cuccioli, tenuti al buio, alla catena, affamati in mezzo ai loro escrementi. Abbaiano di paura, poi si fanno condurre docilmente nel furgone che li porta via. Anche per loro l'inizio di una nuova vita. E adesso parliamo invece del matrimonio di Dua Lipa, fuochi d'artificio, balli, super ospiti come per esempio Elton John, ma anche tante polemiche. La festa a Villa Valguarnera ha chiuso questa 3 giorni appunto di nozze della pop star Dua Lipa con l'attore Callum Turner. Per Palermo e Bagheria una grande vetrina internazionale, nonostante poi i titoli dei tabloid inglesi. Il beneficio economico calcolato è di 268 milioni. Marco Gulla. It's a little bit funny, this feeling inside. I fuochi d'artificio hanno chiuso la mega e blindatissima festa di Villa Valguarnera Bagheria. Dopo il matrimonio di Londra, Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati anche a Villa Valguarnera. Tra gli ospiti anche Elton John, che ha dedicato una canzone ai 2 novelli sposi. Festa sigillata, anche se chi abitava vicino alla struttura ha comunque sentito in parte le esibizioni di Dua Lipa. Le polemiche però per alcuni titoli di tabloid inglesi restano. Ieri la presa di posizione della politica e delle istituzioni da Schifani alla galla. Ancora una volta assistiamo al ricorso a uno stereotipo tanto abusato quanto ingiusto che riduce una terra complessa, moderna e dinamica a una narrazione semplicistica e offensiva, ha detto il sindaco di Palermo. Un matrimonio che però dall'altra parte avrà un ritorno decisamente importante in termini di visibilità e valorizzazione del brand Palermo. Per il capoluogo si tratta di un salto di qualità dell'ingresso ufficiale del ranking delle destinazioni wedding riconosciute a livello mondiale per fascino, qualità, lusso autentico, cultura e patrimonio. Il caldo è arrivato e i siciliani approfittano di questo fine settimana per andare al mare. In diverse zone dell'isola sono stati superati i 30 gradi e nei prossimi giorni è previsto un ulteriore aumento delle temperature. Oggi vi portiamo nella spiaggia di Fontane Bianche a Siracusa. Francesca Loi.
Il caldo inizia a farsi sentire sempre di più. Nonostante tutto c'è chi lo sfida, dando priorità alla tanto amata Tintarella. Siamo al mare, la stagione è iniziata e quindi sì, viva il sole, l'estate e la bronzatura. Davvero bellissimo, io vengo dalla Germania e vengo sempre qua per dell'estate. Nella prima domenica di giugno in Sicilia le spiagge sono affollate. Qui siamo a Fontane Bianche, ad una ventina di chilometri dal centro di Siracusa. Sul calendario non è ancora estate, anche se queste immagini dicono il contrario. Poi qua in Sicilia l'acqua è sempre bella, non si rinuncia mai al bagno. Siamo qua per la prima volta a Siracusa, tempo perfetto, mare perfetto, una favola. Anche la temperatura dell'acqua è sopra la media stagionale, al momento in Sicilia si aggira attorno ai 22 gradi. Così si approfitta per prendere una bella boccata di ossigeno in riva al mare e soprattutto tanto sole per una buona carica di vitamina D. Adesso che lei torna al nord, dal caldo sud, cosa troverà lì? La piscina. Ma attenzione, perché nei prossimi giorni si attende un nuovo anticiclone, il picco giovedì. Alta pressione dal vicino Atlantico andrà a interessare il Mediterraneo con graduale rialzo delle temperature nei valori massimi, sono possibili valori soprattutto nell'entroterra regionale fino a circa 32, 33, 34 gradi. E quindi la ricetta giusta per resistere al caldo potrebbe essere questa. E non aumentano soltanto le temperature, ma anche i prezzi di ombrelloni e lettini. Sentiamo Veronica Barbarino. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Stesso mare, ma prezzi diversi. In Sicilia andare al mare quest'anno costa un po' di più. Nel 2026, infatti, tra ombrelloni, lettini e abbonamenti si registra un aumento del 4,3% rispetto all'anno precedente. Eppure la Sicilia rimane tra le mete più accessibili rispetto al resto d'Italia. Sulla costa ragusana, ad esempio, il rapporto qualità-prezzo resta competitivo. Per una postazione in prima fila si spendono in media circa 30 euro, a fronte di un mare bandiera blu e servizi sempre più curati. Io tutta la vita Lido, amo la comodità di non dovermi portare nulla da casa, la comodità del lettino, servizio istolo come quando vuoi. E per chi vuole risparmiare non manca l'alternativa: spiagge libere, ampie, con docce e servizi a poca distanza, ideali per tutta la famiglia. Noi veniamo da Militello in Val di Catania, il paese di Pippo Baudo. E niente, ci siamo organizzati perché appunto a venire qui in questa spiaggia libera, quindi ombrelloni, insomma, sedie, sedioline per avere tutte le comodità. Non siamo per il Lido. A volte ci sta il Lido, però siamo più per la spiaggia libera. Non resta quindi che scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze e godersi il meritato relax. Torna ancora quest'estate insieme a me. Ci spostiamo adesso nella Valle dei Templi di Agrigento, dove sono ripartiti gli scavi sul poggio di San Nicola. Davide Sarda. Dalle profondità della Valle dei Templi continuano ad emergere preziose testimonianze del passato. È ripartita la campagna di scavi nell'area dell'antico teatro ellenistico di Akragas, scoperto nel 2016 sul poggio di San Nicola e considerato una delle più importanti scoperte archeologiche degli ultimi anni. Circa 30 studenti provenienti da diversi atenei italiani sono impegnati nelle attività di ricerca sul campo, insieme agli archeologi del Parco della Valle dei Templi, ai docenti e ai ricercatori dell'Ateneo Catanese e del Politecnico di Bari. Le indagini si concentrano in particolare nelle zone più alte e più basse del sito, dove gli studiosi stanno ricostruendo le diverse fasi di vita dell'area. Oltre al teatro stiamo scoprendo una serie di testimonianze di età romana, cristiana, tardo-antica e diciamo che il teatro è un elemento centrale di un palinsesto molto più ampio che va dal VI secolo a.C. con le prime testimonianze che troviamo nella parte bassa della cavea fino alle testimonianze di abbandono alla fine dell'VIII inizio IX nella parte alta. Il teatro si conferma il cuore di un grande complesso monumentale collegato all'antica agorà. Gli scavi stanno riportando alla luce tracce che attraversano oltre 1000 anni di storia, dall'età greca fino al periodo tardo antico. Un lavoro che aiuterà a comprendere meglio lo sviluppo della città e a far luce sulla vita degli antichi abitanti di Akragas.
Grande festa a Messina per i 100 anni di Peppino Mazzullo, voce storica di Topo Gigio. Tonino De Mano. Ma cosa mi dici mai? La voce uguale, la risata identica, l'affetto pure. Peppino Mazzullo, messinese, storica voce di Topo Gigio, dal 1961 ha festeggiato il traguardo dei 100 anni. Lo ha fatto con la simpatia ed il sorriso di sempre, circondato dalla sua gente, nel suo storico palazzo di Santo Stefano di Briga, dove è nato e al quale è sempre rimasto profondamente legato. Ma lascia andare, non drammatizzare, ma strapazzami Dio. Simbolo dell'infanzia e della televisione italiana, con il suo tono di voce accompagnato dai movimenti del famoso pupazzo, ha unito generazioni diverse, strappando applausi e risate a crepapelle. Il sabato del villaggio di Peppino è stato allietato dai tanti presenti, dagli amici di sempre, dall'attore Leo Valli, attuale voce di Topo Gigio, e dal cantautore Franco Fasano. Ricco il buffet, con salumi, formaggi e pane, realizzato con grani particolari della vallata, immancabile la torta, in onore del centenario. Peppino, personaggio che grandi e piccoli conoscono e riconoscono, grazie soprattutto alla celebre frase Cosa mi dici mai? Sì, Peppino, sei centenario. Ed allora? Beh, tanti auguri anche da parte nostra, e adesso facciamo una pausa, ritorniamo tra poco per parlare di calcio. È sempre più vicina la firma di Fabio Caserta con il Catania. Vi aspetto tra poco. Ancora ben trovati, seconda parte del nostro giornale. Adesso ci occupiamo di calcio. Atteso nelle prossime ore l'annuncio ufficiale di Fabio Caserta alla Catania. Il tecnico calabrese firmerà un contratto biennale. Sergio Colosi. Sarà un lunedì intenso l'annuncio dopo riflessioni e confronti. Torna Grella in città, si riunisce il consiglio di amministrazione con i soci pronti ad approvare il programma e si attende l'ufficializzazione di Fabio Caserta sulla panchina del Catania. Scelto per le caratteristiche tecniche e personali, conosce l'ambiente con oltre 100 partite in maglia rossa-azzurra tra Serie A e B. Porta esperienza, 2 promozioni in cadetteria con Juve Stabia e Perugia e la recente salvezza dell'Empoli, ed è di prospettiva per un club per nulla scalfito nelle intenzioni dal secondo fallimento nei play-off. 2 anni di contratto con opzione per il terzo, il ciclo è pronto a partire. L'altro punto fermo è il direttore sportivo Fortunato Varrà, che saluta Napoli con un bagaglio ricco di sogni e ambizioni. Varrà conosce bene Caserta, i due hanno lavorato insieme a Benevento, battuta la concorrenza di De Giorgio, Tomei e Turati. Il modulo è 4-3-3 con un regista in mediana e un obiettivo scontato sul mercato: ringiovanire l'organico condizionato da numerosi infortuni. La differenza poi nelle motivazioni, e il duo Varrà-Caserta dimostra di averne già tante. E adesso parliamo invece di pallanuoto femminile. L'Orizzonte Catania batte Rapallo 6-19, si aggiudica gara 1 dei playoff scudetto. Prova corale per le campionesse d'Italia in carica, ma lo sentiamo nel servizio di Tonino De Mano. Nelle occasioni che contano, l'orizzonte c'è. Il 7 catanese batte Rapallo 6-19 e conquista gara 1 delle semifinali playoff scudetto in un palanesima come al solito gremito e festante. Prestazione corale per le campionesse d'Italia, che mettono subito le cose in chiaro con una partenza fulminea ed un primo parziale da applausi chiuso con un perentorio 3-0. Vantaggio che incrementa anche nella seconda frazione, 3-2 il parziale, e che diventa incolmabile nel terzo tempo con un 6-3 che rende ininfluente il finale di gara, trasformato quasi in un allenamento. Giustini e compagni tengono botta infatti soltanto nell'ultima frazione, 4-4 per il definitivo 6-19. Tante le rossaazzurre a segno durante la sfida, con Via Cava miglior marcatrice con 3 reti, 2 gol a testa per Bettini, Tabani, Sevenic e Marletta. Nel tabellino dei marcatori entrano anche Halligan, Sbruzzi, Leone, Gagliardi e Cassarà. Archiviata gara 1, si pensa già alla seconda sfida che si giocherà lunedì 15 giugno alle 19:30 a Rapallo. Eventuale gara 3 sabato 20 giugno alle 19, ancora al Palanesima, circostanza che le terribili ragazze di Martina Miceli faranno di tutto per evitare, cercando di chiudere la pratica direttamente in Liguria. Facciamo un'altra pausa, ritorniamo tra poco con le ultime notizie.
Prima di chiudere c'è una notizia: una donna di Randazzo al 9° mese di gravidanza ha partorito in auto sulla statale 121 che collega Catania a Paternò mentre stava raggiungendo l'ospedale Garibaldi di Nesima. Provvidenziale è stato l'intervento di un'ambulanza del 118 di Paternò e la professionalità dei sanitari che hanno aiutato questa donna a partorire. Con questa notizia ci fermiamo, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata e una buona domenica. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.